con calma perché dove sono i miei occhiali del bel gioco? Gli occhiali del bel gioco contro gli occhiali delle merde. Allora, dobbiamo dire una cosa importantissima subito. Prima di tutto, se non avete visto l'altro video, andate a cliccare l'altro video, il link in basso nelle info, come dice Donato Inglese. Prima di tutto ti iscrivi al canale. Donato Inglese Cuscino non ce l'ha, io ce l'ho. Comunque, se vedete le immagini capite che a me dell'espulsione di Meret fino a un certo punto è l'intero arbitraggio della partita che si deve indirizzare in un certo modo. Perché se parliamo degli episodi, lo ripeto per l'ultima volta, ognuno potrà sempre trovare un cavillo e tutti avranno sempre ragione, tutti avranno sempre torto. Non ha importanza l'episodio singolo che ti cambia la partita, perché poi la partita la puoi anche aggiustare e il Napoli lo ha dimostrato. Il Napoli nel secondo tempo ha vinto 1-0 senza proprio problemi, a parità numerica, anche nel primo tempo, ma a parità numerica ancora di più. Schiaccia l'assedio nella loro, cioè loro proprio hanno dimostrato tutta la loro pochezza e noi abbiamo dimostrato di saper giocare a pallone e va bene così. Adesso però io i tifosi del Napoli li conosco troppo bene, adesso sarà la corsa al colpevole perché sta scaricando l'adrenalina della partita, della reazione, dove tutti quanti ci incazziamo all'arbitro eccetera eccetera. Appena finisce quella cosa lì c'è la ricerca del colpevole perché abbiamo paura di essere chiamati vittime, perché si hanno imparato sul ritornello la gente, siete dei perdenti, vi lamentate sempre eccetera eccetera. No. Quindi la corsa al colpevole, ma al cui non era fa così, Isai non è buono, Insigne ha sbagliato rigore, Milik non era sci, magari mettiamoci anche Ancelotti tra i colpevoli. Non va bene, non va bene, perché Bonucci fa un errore uguale nel primo tempo dove invece di rinviare lascia la palla a Zielinski e la palla esce di così. Ora, se Zielinski segnava, si parlava dell'errore di Bonucci. Zielinski non ha segnato, l'errore di Bonucci scompare. Quindi, se Malqui fa quell'errore, è un errore, è chiaro. Ma nel momento in cui il VAR deve dire che quello si è tuffato, che striscia la gamba e salta prima dell'intervento perché è simulazione tutta la vita, quell'errore di Malqui sparisce. Quindi smettiamola di fare gli anti-noi, anti-vittime per paura che ci dicono così e dobbiamo cercare il colpevole per forza, perché comunque potevamo vincere. Non stiamo parlando più di calcio. Io vorrei parlare di calcio tantissimo. Gli occhiali servono a parlare di tattica. L'occhio sulla tattica e sul non gioco della Juve, ma è difficile perché il risultato ci influenza troppo. Allora io quando dirò una cosa, gli altri diranno sempre, qualcuno dirà sempre, però Insigne era segnare. Che Insigne avesse segnato, che chi le segnava un rigore, ma che cagnava? Facevamo 1-1, un punto, il campionato comunque è andato. Questa era una partita per l'onore, era una partita per dimostrare che noi siamo che noi siamo in forma, che siamo una grande squadra e che giochiamo meglio di loro e che loro sono in pessima forma da molte settimane e vanno a rischiare tutta la stagione con l'Atletico Madrid. Questo era questa partita qua e io sono contento per come è andata, perché il Napoli ha dimostrato di avere due palle così sul 2-0 in uno e meno, avere quel secondo tempo. Due palle così. Bene il San Paolo, bene i tifosi che non hanno mollato. Me ne fossi aiuto lo stadio per protesta, ma è sbagliato. Ancora una volta abbiamo dimostrato che è sbagliato lasciare la squadra a se stessa. Bisogna incitarli, dargli quel di più che poi loro hanno dato nel secondo tempo. Così è. Se vogliamo bene Napoli dobbiamo chiudere gli occhi quando vediamo ste schifezze e dobbiamo continuare ad incitare la squadra e a sostenere. Sì, la primavera in campo, sì, lo diceva Mourinho, lo dicono un sacco di tifosi e sono d'accordo, perché almeno così se ne accorgono pure in Europa un po' di più. Io il commento tifoso lo dovrei fare in inglese per almeno arrivare all'Europa, perché tanto ne parliamo con gli italiani, nessuno ha idea. Chi è convinto che loro sono i più forti continueranno a pensare che sono i più forti, e chi sa, come me, che invece sono i più aiutati, nonostante siano i più pagati. Non sono i più forti, sono i più pagati, sono quelli che hanno più valore sulla carta, come Mandragora e Audero e i giocatori venduti a 20 milioni l'uno. Quindi bene il Napoli,
Bene il Napoli, bene Ancelotti per come ha saputo inventarsi il secondo tempo con il 3-4-2, con tanti inserimenti. Mi dispiace, ma non ci sto, non partecipo alla ricerca del colpevole, abbiate pazienza. Juve di merda e andiamo avanti così. Da New York Valero Fluido è tutto, andatevi a vedere l'altro video. Maledetti, io poi ho fatto pure il video musicale su Maledetti, sono dei maledetti perché non è calcio più, è solamente un'imposizione di arroganza. Ah, ma vincere tutte le partite perché ci hanno ripigliato, dobbiamo dimostrare che siamo i più forti. L'arbitraggio questo ci ha dimostrato davanti a tutti quanti, chi può capire capisce e chi non può capire capisce. Da New York Valero Fluido è tutto e ci vediamo alla prossima. Ho cercato di essere stringato perché sono 2 video. Iscrivetevi al canale magari vi iscrivete al canale per un fatto proprio di... Non dico i Juventini potranno solamente insultarmi qua sotto, ma gli altri tifosi del Napoli, tifosi delle altre squadre che vorrebbero vedere un campionato più interessante. Fate vobis.